La parola di vita di ottobre 2024 è tratta dal Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetti 43-44, là dove Gesù dice: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Per la terza volta Gesù, in cammino verso Gerusalemme, prepara i suoi discepoli all'evento drammatico della sua passione e morte. Ma proprio quelli che più da vicino lo hanno seguito si mostrano incapaci di comprendere. Anzi, tra gli stessi apostoli si scatena il conflitto, perché Giacomo e Giovanni chiedono di occupare posti d'onore nella sua gloria. Gli altri 10 si indignano, reclamano, e il gruppo è diviso. Allora Gesù con pazienza li richiama tutti a sé e rivela ancora una volta la sconvolgente novità del suo annuncio: chi vuole diventare grande fra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. In questa frase del Vangelo di Marco c'è un crescendo nell'immagine del servo schiavo. Gesù ci guida da un atteggiamento di semplice disponibilità in un gruppo limitato e rassicurante ad una totale dedizione verso tutti, senza eccezioni. Una proposta talmente alternativa e controcorrente rispetto alla concezione umana dell'autorità e del governo che forse affascinava gli stessi apostoli e contagia anche noi. Sarà questo il segreto dell'amore cristiano? Una parola del Vangelo, scrive Chiara Lubick, non viene troppo sottolineata da noi cristiani: servire. Ci pare antiquata, indegna della dignità dell'uomo che dà e che riceve, eppure il Vangelo è tutto qui, perché è amore, e amare significa servire. Gesù non è venuto per comandare, ma per servire. Servire, servirsi a vicenda è cristianesimo, e chi lo attua semplicemente, e tutti lo possono fare, ha fatto tutto. E non un tutto che rimane a sé stante, ma che, perché è cristianesimo vivo, divampa in incendio. Chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. L'incontro con Gesù nella sua parola ci apre gli occhi, come avviene al cieco Bartimeo dei versetti successivi. Ci libera dalla ristrettezza dei nostri schemi e ci fa contemplare gli orizzonti di Dio stesso, il suo progetto di cieli nuovi e terra nuova. Egli, il Signore che lava i piedi, contraddice con il suo esempio la rigidità dei ruoli di servizio che spesso le nostre comunità civili e talvolta religiose riservano a categorie di persone socialmente fragili. Il servizio cristiano è dunque imitare l'esempio di Gesù, imparare da lui uno stile nuovo di socialità, farsi prossimo di ogni persona in qualsiasi condizione umana, sociale o culturale fino in fondo, come suggerisce Giovanni Anziani, pastore metodista della Chiesa Valdese. Dice: accettando di riporre la nostra fiducia e la nostra speranza nel Signore che è servo dei molti, la parola di Dio ci chiede di agire nel nostro mondo e in mezzo a tutte le sue contraddizioni come operatori della pace e della giustizia, come costruttori di ponti per la riconciliazione tra i popoli. Così ha vissuto Igino Giordani, scrittore, giornalista, politico, padre di famiglia,
in un momento storico segnato dalla dittatura. Per esprimere la sua esperienza scrive: «La politica è, nel più dignitoso senso cristiano, una ancella e non deve diventare padrone. Non farsi abuso, né dominio e neppure dogma. Qui è la sua funzione e la sua dignità, d'essere servizio sociale, carità in atto, la prima forma della carità di patria». Con la testimonianza della sua vita Gesù propone una scelta consapevole e libera. Non vivere più ripiegati su noi stessi e sui nostri interessi, ma vivere l'altro, con i suoi sentimenti, portando i suoi pesi e condividendo le sue gioie. Tutti abbiamo piccoli o grandi responsabilità e spazi d'autorità nel campo politico e sociale, ma anche in famiglia, a scuola, nella comunità di fede. Approfittiamo dei nostri posti d'onore per metterci al servizio del bene comune, costruendo relazioni umane giuste e solidali. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.